Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Da come avete visto dal titolo, il potere segreto della preghiera. Quindi quando noi entriamo nel mondo esoterico ci rendiamo conto che chi comanda nel mondo esoterico comanda il mondo, ci rendiamo conto che per poter muovere alcune forze bisogna interagire con altre forze. E queste forze si possono muovere, si possono spostare, si possono condizionare con la preghiera. Ma la preghiera in che senso? In che modo? Certamente non come ci hanno insegnato le chiese di Stato, ma possiamo utilizzarle a nostro favore se sappiamo come interagire con queste. Quindi che cosa vi vuol dire il vostro Marietto? Il vostro Marietto vi vuol dire che quando iniziate un lavoro esoterico, quando iniziate un lavoro magico, quando iniziate un lavoro di queste energie che poi potete chiamarle come volete, ma nel nostro ambito cabalistico si chiamano operazioni di alta magia operativa. Bisogna avere costanza. Molte volte mi hanno contattato persone che pensavano che bastava dare una pacca sulle spalle, chiamare un angioletto, un arcangelo, oppure fare un puffetto e le cose si spostavano, oppure a parolina magica. Ma nella realtà le cose sono ben diverse. Quando si incomincia questo cammino, non c'è nulla che porta a pranzi gratuiti, bisogna insistere, bisogna continuare ogni giorno a lavorare in questa direzione. La prima cosa che si vede è che la Chiesa di Stato è da 1700 anni, più o meno da 340 d.C., che ha cominciato a ritualizzare ogni Santa Domenica e poi nel 1100 ha cominciato a mettere le signore a fare il rosario. Quando ho capito l'importanza di questo continuo lavoro. Quindi che cosa vi consiglio, Marietto? Vi consiglio che quando vi approcciate o al decano Marietto Veneziano dovete sapere che se volete iniziare un lavoro esoterico in qualsiasi direzione, per trovare un lavoro, per un amato, per difendere la famiglia, per difendere la ditta, non è che basta un colpo e poi la cosa finisce lì, proprio perché istituzioni, non solo come la Chiesa di Stato, ma anche banche, addirittura io conosco una multinazionale che fa libri, che ha un gruppo esoterico al suo interno, che lavora giorno e notte in ritualistica per tenere sempre i confini e la stalla ben protetta. Quindi quando vi approcciate al Marietto Veneziano in Degarda dovete sapere che se iniziate un lavoro bisogna avere la pazienza e bisogna avere la sacralità e l'entusiasmo di come si dice, capire le tempistiche. E le tempistiche sono sempre 9 mesi come minimo quando si sono iniziati i lavori e quando si è caricato bene il corpo eterico di quella persona o di quella ditta. Quindi non è che si può camminare sull'acqua dopo 3 giorni, non è che si può attraversare i muri, risuscitare i morti. Queste cose sono cose da New Age che lasciano il tempo che trovano. Sono robe da Reiki e tutte quelle cose lì. Nella realtà bisogna sempre avere l'umiltà di capire che pranzi gratuiti non ce ne sono. Questo vale anche nello sport. Io ho conosciuto un grandissimo allenatore che martorizzava i propri atleti, però per un fine ultimo di portare una squadra a essere l'eccellenza. Se si pensa di incominciare a allenare i propri, come si dice, sportivi, portandoli a mangiare una granita, un gelatino con la panna, dopo aver fatto 4 salti come saltimbanchi, questo non porterà sicuramente a avere un gruppo d'elite, ma solamente la classica scena dei quarantenni con i capelli pitturati che vanno a giocare a calcetto. Niente contro i quarantenni con la pancetta che vanno a giocare a calcetto, no? Ma per dirvi che se volete dei risultati ci vuole costanza, impegno e soprattutto ci vogliono delle guide che abbiano le competenze professionali per poter portare la persona che si è affidata, no? A dei risultati certi, altrimenti è sempre un vuoto nel... ha detto così, ha detto su così, mi ha promesso che camminavamo sull'acqua, mi ha promesso che la parolina magica trovava il parcheggio e quelle menate da New Age che hanno invaso la nostra mente, hanno invaso il nostro cervello per tanti anni. Quindi, cari miei,
Se volete potete già cominciare a comprare questo libro, Il potere segreto della preghiera, che comincia edito dalla Revis di Pierini, che incomincia a darvi delle dritte, oppure affidarvi al numero di telefono qui sopra o contattare il De Garda per incominciare a mettere sulla strada un progetto che porti poi dei risultati certi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!